oltre confine o nella città di Milano, dove invece è ambientata la canzone di Davide Van der Spross. Non solo prostituzione però, perché abbiamo parlato di legge Merlin e di prostituzione in senso stretto. Ebbene, qualche anno fa abbiamo avuto una conferenza stampa in cui un personaggio amato o odiato, ditemelo voi, ci ha comunque illuminato su un altro tipo, forse più insidioso di prostituzione, questo qua. A me non mi piace prostituzione intellettuale, non mi piace. Mi piace onestà intellettuale. Dopo, non lo so, dipende del vostro giudizio. A me non piace prostituzione intellettuale, diceva Mourinho, e quindi io direi di dedicare questi minuti che ci restano proprio a questo sport, perché sulla prostituzione c'è una grande ipocrisia, sulla prostituzione in senso stretto, e ne parleremo per tutta la durata della campagna referendaria, dandovi sia i luoghi logistici dove andare a firmare, sia approfondendo il tema della legge Merlin. Ma oggi volevo chiudere questa nostra puntata con questa traccia che ci dà José Mourinho, ossia la prostituzione intellettuale. Ebbene sì, secondo voi chi fa in questo momento in Italia più prostituzione intellettuale? Dove sono le case chiuse o le case aperte in cui si esercita quest'altro mestiere più antico del mondo, quello della prostituzione intellettuale? 0266 20 35 29. Uno spunto che vi lancio in questa chiusura del Rebelot del martedì, e potete anche dire insomma chi secondo voi la fa più di altro, come categoria, come personaggio più o meno famoso. Prostituzione intellettuale su Radio Padania. Pronto? Mamma mia, non si sente niente. Pronto? Io ti sentivo. Mi senti? Io ti allora sento. fai conto che io non ti sento. Va bene. La prostituzione intellettuale è quella che io non sono mai andato a prostitute, però ho pagato molto per la prostituzione intellettuale, cioè pago il canone, pago tutte le radio e le TV, pago tutti i giornali, e questi prostituti, tra l'altro, non sono neanche messi in cattiva luce dalla società. Cioè, uno che fa il prostituto intellettuale è quasi una brava persona. Secondo me invece è un delinquente, perché il prostituto intellettuale non permette alla gente di conoscere per deliberare. Di conseguenza purtroppo io non ti sento, non posso intervenire, metto giù. No, ti abbiamo sentito perfettamente noi, e quindi eri anche perfettamente a tema, e quindi sì, la prostituzione intellettuale ci costa molto, il canone Rai, i giornali, che però quello nessuno vi obbliga a comprarlo, il giornale che comprate, però lo so benissimo, è una cosa che può succedere, basta un treno in ritardo, un minuto che non sapete cosa fare e vi ritrovate col Corriere sotto il braccio, e basta aprire a pagina 3 ve ne siete già pentiti. Lo conosco bene quel problema. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao Marco da Brescia. Ciao Marco. Allora, innanzitutto i sindacati. I sindacati fanno prostituzione intellettuale, perché secondo te? Sì, quando vengono nelle assemblee fanno di quelle sono proprio delle prostitute. Dicono che ammazzano i nostri principali, ma poi alla fine loro devono rendere conto ai loro superiori. Primo. E secondo, anche nella scuola, perché anche nella scuola abbiamo questo problema. Ci sono delle maestre, dei maestri, delle maestre e professori che fanno prostituzione. Ecco, questo è il mio pensiero, grazie. Grazie mille. Quindi sindacati e professori, altri prostituti intellettuali presi così come categoria fin qui dello spirito. Non abbiamo ancora avuto casi concreti. Vediamo qualche altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, Emilio da Bustarsizio. Ciao Emilio. Allora, per me i prostituti intellettuali ci sono tantissimi dentro la Camera e al Senato, basta ascoltarli, no? Una volta sono di qua, una volta sono di là, una volta non si sa, sono proprio come le prostitute. E fanno il salto della quaglia, diciamo. Girano i partiti. Ho capito. Quindi diciamo il Parlamento è una grande casa chiusa. Grazie mille Emilio da Busto, e vediamo dove si annidano altri prostituti intellettuali. Pronto? Pronto, buonasera, sono Fernando da Brescia. Buonasera Fernando.
a lei una buona condizione, una buona salute e una buona guadagna. Grazie mille per tutte ascolti, quante le cose. ma poi alla fine, perché lei è così cinico e così anche sadico, quando poteva benissimo dire che la voce che diceva la prostituta delle penne era un certo Giovanni Brera. È vero, c'era anche Brera, è vero. Solo che per me sì. generazionalmente è Murigno. Oppure Indro Montanelli. Io ho preso un libro in Toscana di Indro Montanelli e ho detto: io sono sempre stato una prostituta, perché sono sempre stato al servizio di migliori offerenti. È come la Chiesa, che è il servizio del migliore offerente. Non le sembra? Ma guardi, però scusi, se Montanelli dice di se stesso che è sempre stata una prostituta, forse è un po' meno prostituta di altri, no? No, è stata prostituta nel senso che in questo libro, quando lui, non so per quale motivo, qualche giornalista con qualche microfono o altre piccole cose, carpì prima della sua dipartita certe confessioni nel senso tra il fascismo, il comunismo, la democrazia, il berlusconismo e altre piccole cose. Quello vuol dire essere vuol dire onestamente offrirsi, perché noi, attenzione caro direttore, dottore, non so ma lo diventerà, come diceva Totò. Ma scusa, un secondo solo, ma è quello che ognuno di noi siamo purtroppo soggetti alla corruzione, siamo soggetti a cose, e potrebbe anche lei domani, che dovrebbero offrire, non so, una marea di soldi pensando alla famiglia, alla fidanzata, alla moglie, il figlio, di qui di là, potrebbe anche essere lei in questi canali. Grazie di aver lanciato questo appello che faccio mio. Provate a corrompermi, perché altrimenti è facile essere onesti. Io voglio essere messo in tentazione. Fatemi vedere 2-3 milioni di euro, 4 milioni di euro, e poi io ovviamente rifiuto, ma almeno solo dopo potrò dire di essere onesto. Provate a corrompermi. Grazie mille all'amico che comunque ha ricordato anche che insomma si banalizza a volte, è anche a volte necessario per alleggerire, ma l'essere umano è una macchina molto complessa ed è molto difficile dividere i santi dai peccatori, come a volte ci piace fare, per carità. Però ricordiamoci, e questo penso sia il senso profondo, almeno quello che ho intercettato io della telefonata di Fernando, che insomma santi e diavoli generalmente sono nello stesso girone, ed è quello che abitiamo tutti i giorni. Però ecco, il gioco di questa sera è quello della prostituzione intellettuale, e qualche spunto è arrivato: canone Rai, sindacati, professori, è ovvio, si taglia col falciotto, si fa per fare delle provocazioni, per illuminare qualche ipocrisia, anche solo per riconoscerla ed evitare di esserne, diciamo così, un riflesso fedele. Prendiamo qualche altra telefonata. Pronto? È cascata. Io quando inizio lo sproloquio a volte quello dopo casca, mi succede. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Sono Michele, chiamo da Monza. Buona Padania, speriamo che sia una Padagnona grossa. Speriamo. Alla faccia di quei morti in piedi che ci governano. Vabbè, a parte questo, io vi voglio collegare un secondo al discorso dei sindacati. Non c'entra niente con questo di stasera, però può far capire una cosa importantissima. Parliamo di 20 anni fa, quando cominciavano praticamente a far sì che le persone che avevano dai 45 ai 50 anni per il mondo del lavoro erano vecchi. Parliamo di 20 anni fa. Sì. Adesso siamo a 20 anni avanti, quindi peggio ancora. La mia domanda è, che io proporrei a questa gentaglia qua: per lo Stato italiano siamo ancora buoni a 90 anni per andare a lavorare, giusto? Perché anche a 100. Anni. E invece come si dice lì, per le aziende siamo vecchi. Se io voglio una risposta: sono vecchio per il mondo del lavoro e sono giovane per lo Stato, cosa devo fare? Non lo so che cosa devi fare, però continua a fare quello che stai facendo, nel dubbio, finché non ti viene un'idea migliore. Grazie mille. E anche queste sono prostituzioni intellettuali, perché anche qui uno si vive in un paradosso: troppo giovane per la pensione, troppo vecchio per lavorare. In quanti in questo momento si possono ritrovare in questa descrizione? Pronto? Sì, ciao, sono Davide D'Alecco. Ciao Davide. Ciao, senti, a me sembra che le prostitute intellettuali siamo noi. Siamo fottuti da mattina a sera da quelli da dentro al Parlamento, che sembrano sempre dei papponi, per cui guarda. Ma pagano almeno? La prostituta no, non ci almeno, neanche. esatto, noi non siamo proprio prostitute, diciamo. È quello il problema.
Vabbè, ciao, grazie. Grazie. Alberto da Somma però mette insieme la legge Merlin e la legge Fornero, ci scrive l'SMS e dice: perché sennò io non voglio andare a prostitute che hanno oltre 70 anni, mandiamo in pensione anche loro, perché no? Mettiamo insieme le due cose certamente e andiamo avanti. 0266 20 35 29 oppure per SMS 346 64 277 56. I casi, le categorie, le persone pubbliche, private della vostra vita che fanno della prostituzione intellettuale, come diceva José Mourinho, ma anche, come ci hanno detto, diceva ben prima Gianni Brera. Pronto? Pronto, io volevo dire... Come ti chiami? Scusami, sono Sandro da Brescia. Ciao Sandro. Scusami, parla linea libera. No, speriamo in fretta. Io volevo dire, non si può dare la colpa solo agli intellettuali, diciamo, di essere delle possibili prostitute, in quanto tutti i parlamentari intellettuali, che siano intellettuali o che abbiano fatto andare la lima solo fino al giorno prima, finché non ci sarà il vincolo di mandato, vada bene che sappiamo benissimo che il vincolo di mandato necessiterebbe di una rivoluzione dal punto di vista costituzionale, però basterebbe che i parlamentari potessero sceglierlo volontariamente e quindi non so se si rifarebbero una verginità, ma sarebbero meno prostitute possibili. Ecco, diciamo che sarebbero io. Partita IVA. Grazie mille. Grazie Sandro, e adesso io vi ho preso due fragmenti di personaggi più o meno chiamati in causa nella puntata di oggi. Il primo è Fabrizio De André, che parla della differenza che c'è tra gli artisti e gli intellettuali. È un frammento radio di 35 secondi della fine degli anni 90 in cui De André sancisce una differenza sostanziale tra gli intellettuali e gli artisti. Sentiamolo. Artisti, maledizione, ecco. Un intellettuale integrato, io lo capisco. Un intellettuale, poverino, è uno che legge dentro le righe e capisce quello che succede molto di più di là. Capisco che se non è artista, se non riesce a trasformare quello che capisce in qualcosa d'altro, che arriva ancora meglio, deve integrarsi perché altrimenti muore di fame. Ma l'artista non ha bisogno di integrarsi. L'artista non deve integrarsi. L'artista è un anticorpo che la società si crea contro il potere. Se si integrano gli artisti, ce l'abbiamo nel culo. Io sono convinto di questo. E questa è un po' la differenza sostanziale, molto concreta, tra artisti e intellettuali. E poi un altro chiamato in causa dalle vostre telefonate, Indro Montanelli, uno spezzone anche qui, 36 secondi, in cui parla degli attributi del giornalista. L'indipendenza dei giornalisti dipende solo dagli attributi dei giornalisti, e per attributi voi sapete cosa intendo. Sono proprio quelli. Quando uno li ha, non c'è editore che lo metta sotto. Non è possibile, perché insomma, il primo le prostitute le cantava, il secondo, a quanto ci ha detto il nostro amico Fernando, in Punto di Morte, autoironicamente si è definito una prostituta, ma insomma avercene così di prostituti intellettuali al giorno d'oggi. Caro Roberto Colombo, che non sei un personaggio di fantasia, amici a casa che ogni tanto mi sentite dire Roberto Colombo non è così un personaggio che io ho inventato per colmare la fantasia dello studio, è una persona in carne e ossa che vive al di là di un vetro e con il quale comunico a vostra insaputa mediante gesti che ormai hanno fatto, diciamo, un baffo alle portaerei di mezzo mondo, perché ormai veramente sono codificate. Ecco, il gesto che ti faccio ora è: se c'è un'ultima telefonata la possiamo anche prendere, quindi stacca di nuovo il sigillo. Abbiamo anche qualche SMS, uno di gran pregio di Giuliano Citterio, che ci dice: per la maggior parte di giornalisti, opinionisti, politici, sindacalisti mi pare che si tratti di prostituzione e basta. Beh, in effetti il confine a volte è molto molto labile tra la prostituzione intellettuale e la prostituzione nel senso vero e proprio, anche se qualche categoria nelle vostre telefonate è venuta fuori, sempre tra il serio e il faceto e senza prenderci mai troppo sul serio. Mentre una cosa seria che potete fare, la potete fare già da domani, è andare nel vostro comune e entrare nell'ufficio elettorale e dire: salve, vorrei firmare il referendum per l'abrogazione della legge Merlin. Non abbiate timore,
che vi considerino, diciamo, dei potenziali utilizzatori finali. Superate questo pudore, perché questo c'è tutto. È come andare in libreria e chiedere un libro un po' spinto, dire che vuoi firmare quel referendum lì. Non abbiate timore dello sguardo puritano dell'impiegato dell'ufficio elettorale, non abbiate timore che insomma si metta a mormorare in paese che voi volete abrogare la legge Merlin, anzi fate passare la voce in modo tale che sia tutto il paese e tutto il comune ad andare a firmare questa legge, che è una legge di civiltà. È un qualcosa che mi stupisce non sia ancora legge senza bisogno di un'iniziativa popolare. Ultimi SMS per chiudere questa nostra puntata che avete sentito, mi auguro breve ma spero intensa. Vediamo chi ci ha scritto in presa diretta qui. Poi ecco abbiamo Raul che saluta tantissimo Roberto Colombo. Sì, arrivano messaggi anche per il nostro regista che rende possibile la trasmissione, altrimenti io qui ci metto la voce e quando riesco qualche idea, ma sono le competenze tecniche che ci permettono di fare questa trasmissione e le competenze tecniche che ci permettono di mandare la nostra amatissima sigla quando parte.